Benvenuti a Noi Chiesa Diocesi Liguri. Circa 200 persone sono attese in Liguria, in particolare a Chiavari, dal 28 al 31 di agosto per la settimana liturgica nazionale. Un appuntamento che viene promosso annualmente dal Centro di Azione Liturgica e il cui tema sarà quest'anno "È bello per noi essere qui, bellezza e verità del celebrare cristiano". 4 giorni di incontri e di approfondimenti, ma non solo, per mettere al centro il tema della liturgia. Vediamo. Vogliamo davvero che questi giorni siano giorni dove scoprire la bellezza e la verità del celebrare cristiano e anche nello stare insieme da diverse provenienze sperimentare la bellezza della fraternità. Sarà un'esperienza di una vera chiesa cantiere, dove la liturgia sarà al centro di momenti di confronto e discussione teorici, ma anche vissuta concretamente nelle celebrazioni di ogni giorno. La settimana liturgica nazionale, che si svolgerà a Chiavari dal 28 al 31 agosto, vuole essere un momento di formazione serio e vitale che nasce dal mistero pasquale, creduto e celebrato. Nei 4 giorni di attività saranno diversi i relatori che si alterneranno negli incontri e nelle celebrazioni. I momenti sono anzitutto i momenti celebrativi. A celebrare con noi saranno il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e arcivescovo di Bologna, l'arcivescovo Tasca, nostro arcivescovo metropolita di Genova, e per ultimo il vescovo Giampio, insieme con altri vescovi che presiederanno gli altri momenti di preghiera, le lodi, i vespri, e poi avremo tutti quelli che sono i relatori per i vari momenti di ascolto, Marco Frisina, Rosanna Virgili, anche altre persone che magari non conosciamo ma che sono preparati sul tema e a cui abbiamo chiesto proprio di vedere il tema nei diversi aspetti, sia quello biblico ma soprattutto il tema che ricadute ha nella vita pastorale delle nostre comunità, perché non dimentichiamo che la settimana liturgica poi ha il desiderio di poter parlare alla vita concreta e pastorale delle comunità nello svolgersi dell'anno liturgico. Cuore degli eventi sarà il complesso della cattedrale Nostra Signora dell'Orto e il vicino seminario, ma sono previsti anche altri momenti come un concerto in piazza e la visita ad altri luoghi di fede della diocesi chiavarese. La settimana liturgica nella diocesi di Chiavari ruota un po' attorno alla cattedrale, che svolge sia da luogo delle celebrazioni sia come luogo degli interventi. E attaccata, diciamo, alla cattedrale c'è proprio la curia vescovile che svolge la funzione di accoglienza degli stand degli espositori di arredamenti, oggettistica e arte sacra che partecipano in egual modo alla settimana liturgica. Una delle particolarità della settimana liturgica è anche quella di far conoscere un po' le diocesi che la ospitano, e nel nostro caso abbiamo scelto di valorizzare, oltre il centro di Chiavari, anche Rapallo con il contributo dell'amministrazione comunale. Ci sarà, tempo permettendo, un trasferimento in battello che possa essere un momento anche prezioso e interessante per ammirare le bellezze del territorio, e la celebrazione dei Vespri a Gervasi Protasio e poi una cena appunto con il contributo dell'amministrazione. Chiamate coinvolte anche le strutture ricettive del territorio, sia gli enti religiosi ma anche le strutture alberghiere. Esatto, le modalità di partecipazione alla settimana liturgica includono ovviamente il pernottamento, e questo viene svolto con l'aiuto di diverse strutture ricettive del territorio del comune di Chiavari, ma non solo, quindi dell'immediato circondario, e anche di alcune strutture religiose che ad oggi sono già esaurite, quindi appunto restano solo i posti nelle strutture alberghiere del territorio. L'accoglienza sarà curata dal comitato organizzatore, che in questi giorni sta raccogliendo le prenotazioni per le sistemazioni alberghiere, ma potrà contare anche sul contributo delle scuole cittadine. Siccome i partecipanti arrivano da tutte le parti d'Italia, ci siamo chiesti anche di fare un'accoglienza coinvolgendo ragazzi e giovani anche degli istituti scolastici. Ci siamo rivolti appunto alle scuole e l'accoglienza sarà fatta soprattutto il primo giorno quando arrivano, poi durante i trasferimenti, durante il coffee break e durante la cena tipica che faremo anche l'ultimo giorno, e poi alla partenza, in modo da essere il più accoglienti possibili verso queste persone che arrivano da tutte le parti d'Italia. Come dare questa disponibilità a chi rivolgersi, chi sono i punti di riferimento?
Allora, se c'è qualcuno disponibile può fare riferimento appunto a noi, il gruppo, la segreteria di questa settimana liturgica, in particolare a noi. Se vogliono scrivere per esempio alla mail, anche mandare, non ci sono problemi. Il tema della settimana, scelto di comune accordo con il Calle, è la bellezza e la verità del celebrare cristiano, facendoci guidare da una frase del Vangelo. È bello per noi essere qui, vogliamo interrogarci su come la liturgia, nella sua bellezza e nel suo svolgimento comunitario, possa aiutarci ad essere fonte di evangelizzazione, così come Papa Francesco chiede in Evangelii Gaudium. L'immagine disegnata e preparata dal nostro Osvaldo Garbarino richiama proprio come da Gesù e dalla liturgia, quindi promana la luce per poter far sì che la liturgia diventi fonte di senso, luogo di evangelizzazione e spinta poi alla vita fraterna. A chi è aperto? Chi può partecipare? Possono partecipare tutti i sacerdoti e laici, lo invito e faccio in particolare, rivolgo l'invito ai sacerdoti e ai laici della nostra diocesi con le varie modalità che troviamo sui nostri siti, e possono partecipare tutti quelli che sono gli operatori pastorali o che si interessano di questo tema. Tutti coloro che sono interessati possono partecipare nelle forme previste dai moduli di iscrizione. Ecco, come fare per esprimere questa adesione? Per esprimere questa adesione basta andare o sul sito del CAL, Centro di Azione Liturgica Nazionale, sul sito della nostra diocesi o sul sito di Teleradio Pace Chiavari. Trovate i moduli da scaricare con tutte le informazioni, ricordando che da oggi le strutture di prenotazione e di ricezione sono solo quelle alberghiere, le strutture religiose abbiamo esaurito i posti, quindi accettiamo solo prenotazioni di tipo alberghiero. Il clero genovese è salito in pellegrinaggio al santuario della Madonna della Guardia di Tortona, un appuntamento carico di affetto e di fede nei confronti di Maria. Vediamo. Un gruppo numeroso di sacerdoti dell'Arcidiocesi di Genova, guidati dal vicario generale Monsignor Marco Doldi, nei giorni scorsi si è recato in pellegrinaggio al santuario Madonna della Guardia di Tortona. Ad accoglierli c'era il vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini, anche lui genovese di origine. Prima del momento di condivisione e di fraternità, Monsignor Marini ha presieduto in Basilica la Santa Messa. Ben arrivati in questo santuario a noi caro della Madonna della Guardia. Ci ritroviamo per vivere una giornata, alcune ore di fraternità e di spiritualità. Desidero subito portare a ciascuno di voi, in modo particolare a Sua Eccellenza, il saluto del nostro Arcivescovo. Lunedì mattina ha subito un intervento chirurgico, è tornato a casa presto e ora in questi giorni si sta riprendendo. Avrebbe voluto venire questa mattina con noi, ma non era prudente che lo facesse. Grazie Eccellenza, caro Don Guido, per esserti unito a noi, per persistere questa Eucaristia in mezzo a confratelli che sono sicuro che sono cari, perché tu appartieni al nostro clero, almeno dal punto di vista affettivo e morale, e pertanto questa è ancora un po' casa tua. Grazie a Lorenzo, direttore del santuario, che ci ha accolto e ha preparato questa celebrazione. A tutti gli auguri di vivere una bella giornata. Andiamo a Savona, dove la parrocchia di San Paolo, nel quartiere Oltre le Timbro, celebrerà la festa del patrono domenica 25 giugno alle 18 con la messa solenne e poi con la festa sul sagrato della chiesa parrocchiale nel campo sportivo. L'icona itinerante del progetto La cura della fraternità farà tappa in questi giorni proprio nella comunità parrocchiale. Si tratta di una iniziativa voluta da Caritas che porta un dipinto di Don Andrea Camoirano nelle parrocchie che ospitano un centro
centro di ascolto da Cogoleto a Finale Ligure, secondo un calendario prestabilito che terminerà nei primi mesi del prossimo anno. Il dipinto rappresenta Gesù in mezzo ai discepoli nell'ultima cena. È un'iniziativa appunto di Caritas che è volta a rafforzare la fraternità fra i vari centri di ascolto e fra le varie comunità parrocchiali che ospitano un centro di ascolto Caritas, ma è un'iniziativa che con più ampio respiro vuole essere destinata a tutte le comunità parrocchiali, proprio per riflettere sui temi dell'accoglienza e della cura reciproca. E ora parliamo della solennità di San Giovanni Battista, che come sapete è molto cara alla città di Genova. San Giovanni è il patrono della città e quest'anno, in occasione delle festività patronali, l'Arcidiocesi ha collaborato strettamente nell'organizzazione di diverse iniziative con l'amministrazione comunale. In particolare al Museo Diocesano di Genova fino al 30 agosto è allestita la mostra E tacquero le onde del mare, una esposizione di ex voto marinari provenienti dalle chiese di tutta la regione ecclesiastica ligure. Questa iniziativa, come detto, si inserisce nel quadro più ampio delle collaborazioni fra l'Arcidiocesi di Genova e il Comune in occasione della festa di San Giovanni. La celebrazione centrale sarà sabato alle 10:30 in cattedrale, presieduta dal vescovo Marco Tasca, e poi ci sarà la processione verso il porto a partire dalle 17:30. Ma sulle iniziative culturali vediamo il servizio realizzato da Alberto Macchiavello. Il 24 giugno è la solennità di San Giovanni Battista, santo patrono della città di Genova. Cosa poi vedono le festività e anche magari la novità della collaborazione col Comune di Genova quest'anno? Sì, quest'anno siamo strettamente legati al Comune di Genova per tutta una serie di attività culturali e religiose. Inizieranno con la presentazione dei restauri della facciata della cattedrale e termineranno poi il 24 con la grande funzione in cattedrale e poi la processione verso il mare con appunto la benedizione. Abbiamo strutturato insieme al Comune tutta una serie di attività, la più importante delle quali è sicuramente la mostra che si sta svolgendo al Diocesano dal 15 di giugno, E tacquero le onde del mare, che è un'esposizione di ex voto provenienti dai santuari e dalle chiese della Liguria. Sempre con il Comune si è organizzata anche un'apertura prolungata del Museo Diocesano e visite anche all'interno della cattedrale. E proprio parlando della cattedrale, quindi San Giovanni Battista in cattedrale, quindi ha un ruolo di rilievo, è dedicata a lui la cappella laterale di sinistra. Quali sono i dettagli di questa cappella un po' da conoscere e che cosa potrà essere visto in queste visite guidate? La cosa forse più importante è che forse non tutti i genovesi lo sanno, ma all'interno di questa cappella sono conservate le reliquie di San Giovanni, che sono arrivate nel 1098 a seguito della prima crociata insieme al catino detto di Smeraldo, che è conservato nel Museo del Tesoro. È, diciamo, un capolavoro di arte cinquecentesca a Genova, quindi un rinascimento puro, poco apprezzato forse, ma che conserva veramente dei veri capolavori artistici, ma che hanno uno stretto legame proprio con le Sacre Scritture. Il nostro impegno sarà quello di cercare di fare fruire questo manufatto anche da questo punto di vista, insomma capire il perché di quelle statue in quel contesto. In occasione di San Giovanni Battista e soprattutto anche dell'arrivo a Genova dell'Ocean Race, si è deciso di creare questa esposizione di ex voto. Di cosa si tratta e un po' i dettagli di questa mostra? La mostra parte da un progetto condiviso con le diocesi della Liguria che afferiscono alla regione ecclesiastica ligure, e quindi abbiamo cercato di riunire ex voto a carattere marinaro proveniente dalle chiese e dai santuari della Liguria. È il primo progetto proprio di condivisione tra gli uffici beni culturali. Ci è sembrato che dopo i primi momenti così anche di rodaggio invece abbia funzionato decisamente bene, e quindi esponiamo ex voto, il più antico dei quali è della prima metà del 1600 proveniente dalla chiesa del santuario di Megli sopra Recco, e forse i più giovani sono invece quelli che vengono da Lerici, dalla chiesa di San Francesco, dalla diocesi di La Spezia.
È una mostra che ha avuto il sostegno del Comune di Genova e della Regione Liguria, oltre che ovviamente della Consulta dei Beni Culturali, e vuole proprio tracciare l'idea dell'ex voto nel tempo, cioè vedere proprio come il manufatto cambi dal 1600 fino al 1800, attraverso nuovi materiali, attraverso nuove modalità proprio di fare il dipinto. E quindi il Museo Diocesano ospita questa piccola ma interessantissima esposizione che raccoglie anche importanti argenti provenienti da alcuni santuari antichi come quello di Bacezza vicino a Chiavari, una bellissima navicella che proviene dal Benga, un'altra che viene da Savona, insomma tutte manufatti argentei molto 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 delicati e molto belli. Sono molte le comunità che festeggiano San Giovanni Battista, andiamo in particolare nella diocesi di Savona. A Vado Ligure sabato la solenne processione con la cassa lignea del battesimo di Cristo e i Cristi delle confraternite ospiti. Finale Ligure celebrerà il Battista, al quale è intitolata la Chiesa Madre, con il rosario meditato durante il triduo di preparazione, e le celebrazioni saranno coronate sabato dalla messa solenne delle 18. A Stella il 24 giugno la messa e la processione per le vie del paese. Ora però facciamo un passo indietro e torniamo alla solennità del Corpus Domini e andiamo a ripercorrere la celebrazione che il vescovo Guido Marini ha presieduto a Tortona. È stato il vescovo Monsignor Guido Marini a presiedere domenica mattina in cattedrale a Tortona la Santa Messa nella solennità del Corpus Domini. Con Monsignor Marini concelebravano tutti i parroci della città. E l'Eucaristia. Ecco perché oggi viviamo una giornata straordinariamente bella. È il punto più alto dell'amore di Dio per noi, perché nell'Eucaristia, in cui è presente il Signore risorto e vivo, che porta però il segno della sua passione e della sua morte, è esattamente presente quel Dio che guarda dall'alto del cielo, che si affaccia dal suo santuario, che addirittura scende, si cala in mezzo a noi, condivide la nostra vita fino a versare il sangue per la nostra salvezza. Ecco perché San Tommaso ha queste due espressioni splendide con le quali sintetizza la bellezza di questa festa. Dice a proposito dell'Eucaristia: la più grande delle meraviglie operate da Cristo per noi, la più grande delle meraviglie. E poi aggiunge: il mirabile documento dell'immenso amore di Dio per l'uomo. La più grande delle meraviglie, il mirabile documento dell'amore immenso. Questo è l'Eucaristia. Questo è il corpo e il sangue del Signore, questo è la sua presenza viva in mezzo a noi, questo è. In altre parole, lo capiamo, Egli è la vita, Egli è la nostra vita. Al termine della celebrazione eucaristica poi si è snodata la solenne processione con il Santissimo Sacramento portato per le vie del centro e terminata sul sagrato della cattedrale, dove il vescovo ha impartito la benedizione eucaristica. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa Diocesi Liguri. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.